Alla Protezione Civile di Marghera viene illustrato lo studio che vedrà Voi Euganeo, laboratorio per mappare scientificamente il coronavirus. Capiremo per la prima volta l'effetto delle misure di quarantena e allo stesso tempo sarà un grosso vantaggio della comunità di Vo, perché gli eventuali persone che si sono positivizzate verranno identificate, messe in quarantena e forse Vo diventerà il posto più sicuro. Con il virologo Grisanti ci sono il presidente del Veneto, l'assessore alla sanità, il rettore di Padova, il responsabile della scuola di medicina, quelli della Croce Rossa che con i propri volontari effettueranno un secondo test, un tampone agli abitanti di Vo in forzato isolamento nella zona rossa scattata all'inizio dell'emergenza. Lo studio di Vo permette per la prima volta, avendo due punti a distanza di tempo, di capire esattamente qual è l'R0, di stratificare la popolazione per il rischio, per età, anche perché noi di questi conosciamo la storia clinica, conosciamo i contatti. Uno studio che potrà pure dare indicazioni sulle misure restrittive decise a livello nazionale, anche la chiusura delle scuole. Non esistono dati certi per stabilire se la chiusura di una scuola ha un effetto sulla diffusione dell'epidemia, però come misura precauzionale io la ritengo corretta. Ci troviamo di fronte a un fenomeno che sarà destinato a durare per parecchio tempo. Dobbiamo dare la possibilità alla capacità del nostro sistema di ricerca di rispondere a questa emergenza. Il problema dell'economia si risolve battendo l'epidemia, perché altrimenti questo problema che abbiamo adesso ce lo avremo fra 3 mesi, 5. Questa non è un'alluvione, non è un terremoto, è una cosa completamente diversa.